Sta andando peggiorando in Sardegna la situazione della dermatite nodulare contagiosa che corfi sorbovinoso, a postir de su caso de orane, primo in Italia, come sta allerta pro un secondo vocolaio in sartu de oroteddi, ma su virus che zè brincau s'allaccanar desa regione nostra. In sas ultimas oras sostesta una positividad in sue Mantova, in un capo movimentau in lampadar da Sardegna. E s'allarme sonau in Bruxelles puro e sono arribau sos espertos desa Commissione Europea desa missione EUVET. Su gruppo de traballo istituiu per aiutare os paesi membros in sas emergenzias veterinarias. Ana esse sas indagines e stabilire se sa Sardegna est interessata da un'epidemia nova. Si diate sergai, si podete pezzi pensare a sa vaccinazione, ma sa riscutando eschi su blocco de sa movimentazione chi procomo erde de che diese diventa più lungo che in conseguenze pesantes per un comparto che vi cominciando a si riprendere. Oggi a doppio in Nugoro e sopra luogos in sos territorios crasi in regione. Questo Manzano invece sos assessore regionale della sanità e dell'agricoltura Gianfranco Satte e Armando Bartolazzi hanno vaveddau in una settia compartia della quinta e sesta commissione di Sucussizio regionale. A postir di scoperta del suo primo caso in su territorio nazionale de dermatite nodulare contagiosa in un allevamento de bovinos in Orane, è scattata emergenza che ha posto in allarme tutto su settore zootecnico sardu. Che in sa conferma desa diagnosi arrivata in Sardie scoladar deso laboratorio de Teramo hanno attivato tutte le procedure previste desos protocollo nazionale e europeo per la gestione desos focolaios e sas indagini epidemiologiche per averiguare da dove sta arrivato contagio. Questo Manzano, a Nugoro, a sa sede desa ASL 13, sono arrivato membro des EUVET, si squadra veterinaria d'emergenza desa Commissione Europea, accompagnata deso referente desa Regione Sardegna e desos tecnico dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale de Sardegna per una mesa tecnica. Sor des EUVET, che sono referente del servizio de sanità animale competente per il territorio, hanno per esaminare la situazione e garantire tutto l'azzudo necessario per parare fronte a su contagio. Su Veterinary Emergency Team l'hanno istituito in su 2017 per assistere a commissione in appoggio a sos Estados membros e a sos países terzos in sas quistiones veterinarias che pertoccano una scantar maladias animales che a sa pesta suina africana, sa limba blu, si influenza aviaria. Siamo favedande di un gruppo de traballo vato da espertos in sos settore desa scienzias veterinarias, desa virologia, desa fauna agreste, desos test del laboratorio, desa gestione desa risco ed altero settore de pertinenza, prontos a intervenire in caso di situazione de salute animale che pertocca sa sicurezza nazionale. A postir de scoperta del suo primo vocolaio in Senugoro, come si cerca di comprendere come sta arrivato il virus a Sardegna, mescamente a postir de Sanova de un altro caso sospetto in Sarto di Roteddi, in un'azienda a 10 km di distanza dal suo primo caso confermato, isplicata in una circolazione ministeriale del suo 24 de Lampadas e si pensa zai a sorvaccinoso. In su tribunale di Nugoro si incidente probatorio pro clarire la morte de Patrick Zola e Itan Romano, sur due spizzino nugoresor de Bindi che battor di Canno si scherzar de un muro in un uvravico abbandonau sull'unir de Pasca des'anno passau. Pro su 29 de Lampadas esprevidias a consigna desa perizia su presu vravicu. Pro cussa data, su consulente Aldo Mauri, catadè per accabare si studiu, avviau battor meses innantisi, ingarrigau dai su GIP de su tribunale de Nugoro Mauro Pugeddu. Una perizia che attadè per dare rispostas importantes capassar de apprettare s'inchiesta. S'udienzia inveniente invece esprusu doichi de tribulas a mesudie in saula de su GIP de su Palatto de Giustizia Nugoresu, quando su consulente attadè per presentare su risultato desa perizia avatta e stata fatta su contraddittorio che sos consulente desa difesa. Sa perizia prusa notu de pennarre sproitte cu su muru che ruttu e de chiesunu sa responsabilidadese. S'inchiesta che viet indagata a 3 persone per omicidio colposo duplice che clarire si su sedimento strutturale si attista un eche de su discodiu in sa manutenzione o de atteror fattorese.
In Sardegna sichis emergenza prosu calore a focosu, s'alerta prosas temperaturas troppo altas atta interessare cras puru, s'atta arribare a sor 40 grados in sa zona de su Sulcis, de Siglesiente e de su Campidano. Pro parare fronte a sa crisi, s'assessorau a sas politicas sociales e de sa domo de su comune de Casteddu a promoviu pro totus istiu su programma Una città a misura di tutti, presentau de s'assessora sa salude e benessere de sos cittadinos Anna Puddu. Un piano straordinario pensau pro tutelare sas persones plus debiles, anzianos, pizzinnos e finzas persones in difficultade. Intre sas misuras principales, interventos de assistenza domiciliare, un sportello di ascolto telefonico operativo 7 dies a Sachida, aumento des orariu des attividades de accoglienza in sas strutturas a soglia bassa, aumento des postos letto a perinde una sede nova. Chi in custas iniziativa su Comune de Casteddu si propone una città desestada a misura di totus a curso de sos cittadinos e sempre sprus attenta a sa crisi climatica. A un'ala sono meda sos cittadinos de Tattari e de sas bides a furiu che si lamentano che in Plattamona si paccano sos parcheggios. A Sattera beschiata più un'idea interessante. Su consorzio Zona Industriale Predda-Niedda propone un'area de posteggio a indonu, comoda e sostenibile. Questo servizio permette di posteggiare senza paccare macchinas e camper in Predda-Niedda. Este a s'intrada de Tattari. Dai cui si può piccare sa linea diretta per andare a Plattamona o che rende per andare a visitare altre località de mare o andare su capolinea de carrera a Tavolara e piccare sa linea Buddi Buddi. Pro totus a strattar vale su billette giornaliero finza da su zero pro tornare a Tattari. E su progetto ha s'obiettivo di rendere più facile andare a mare, ma vinzasa di riqualificare sas aree arbirder desa zona industriale.